Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo qua dopo un anno di attesa. Stasera siamo qua puntuali come un orologio svizzero. E allora dobbiamo tenere sempre viva la tradizione del teatro, delle fave. E anche se ci sono delle difficoltà, noi cerchiamo sempre di superarle, speriamo sempre. Oggi è la festa di San Giuseppe e vogliamo fare gli auguri a tutti coloro che portano questo nome: Giuseppe, Giuseppina, Pina, Pinuccia, e anche a tutti i papà. Auguri, un applauso a tutti! È bello ritrovarsi ogni anno a questo piacevole appuntamento. Come sempre il pubblico è numeroso. Facciamo un applauso anche al pubblico. Il cast dei Sanfilippani, perché noi, la nostra compagnia si chiama i Sanfilippani perché siamo di San Filippo, quest'anno ha il piacere di ospitare su questo palco nuovi attori. Accogliamo quindi con simpatia le nuove leve. Durante la rappresentazione potrebbe succedere qualche defiance, è inevitabile, no? Silenzio, grazie. Apprezziamo comunque il loro impegno e il loro coraggio di presentarsi su questo palco, che seppur piccolo dà sempre una grande emozione. Il cuore palpita a tutti quanti. La compagnia presenta una commedia brillante, Il fantasma del povero Piero. Già il titolo è tutto a dire, però non vi preoccupate, non ci sono cose da fare spavento. Qualche risatina speriamo di farvela fare, questo ce lo auguriamo tutti. Ecco alcuni cenni della trama. Ascoltate. La moglie e le figlie del Piero, per scoprire dove il padre ha nascosto la grossa vincita del Totocalcio, si rivolgono ad una medium e organizzano una seduta spiritica. Ed infatti il Piero appare, ma purtroppo non è il padre, ma un altro Piero. Terminata la seduta, tuttavia, il fantasma non vuole sapere di andarsene e la condizione per partire è piuttosto complessa e impraticabile. Il resto è tutto da scoprire. Buona serata a tutti e buon divertimento. Pieruccio mio, ma perché non ti sei filata? Perché? Ah, che dispiacere che mi ha dato! Grande dispiacere mi hai dato! Ah, Ma stai parlando da sola? Oh, aspetta! No, parlavo con chi sto parlando? Con tuo padre! Parlavo qui, niente. Ma allora, abbiamo fatto una schierina, abbiamo fatto qualche cosa Ma quale? Stavolta come le altre volte? Un buco nell'acqua, non ne è uscito nemmeno uno. E pensare che era proprio sicuro. Anche io. E guarda, ho vinto i quarti. Ciccio Scatoletta, giusto? Oh, un 42. Oh, Giovanni Catanele, il giocavo pure io come stato come spezzatino sotto il cielo. 54, un numero dell'aereo che cascava in Perù e
questa è tanta disgrazia. Mamma, ma è possibile che tutti i tuoi numeri tu li tragga soltanto da disgrazia? E non dire che non è vero. Non è vero, affatto, non è vero. Per esempio, il 78 è a frattura da Iamme Cola. Scusami, ma non è una disgrazia anche quella? Una vera fortuna. A così si insegna a chianare sopra l'alberi e soprattutto a rubare i cuma. Almeno poi, ma dico, l'avessi detto che voleva, ma... Giusto, quindi se te l'avrebbe chiesto tu gli avresti risposto. Ma come sogno, si poteva raccattare l'offertamento. E tu sei? E chi ti chiamava automatico e non la toccare. A proposito di papà, proprio. certo che ci ha fatto proprio un bellissimo scherzo. Chissà dove ha nascosto i soldi che ha vinto al Totocalcio. Tu a pensare che io mi disse che anche i soldi che aveva vinciuto si poteva accattare mezzo paese. Certo, c'è da dire che era un po' cavaro. Tanto è che la stavo detto che poi sa funerale voleva essere bruciato, come si dice? Ecco, cremato. E io, ma così fece, Tino diceva che ci gustava più picca. E io, ma così fece cremare. Perché allora questo era capace che veniva di notte e mi atticchiava le pere. E allora io, così fece, ma poi che ci vuole? Una fiamma, un buco di fumo e addio Piero. Visto che non me ne stava la scatoletta di cenere. Ma nel testamento, dico io, non ti ha scritto dove ha nascosto questi soldi, un posto, niente. Se c'è qualche macchina vicino a via Nero o via Trezza di qualcuno che è qua dentro li tolgo perché i vigili del fuoco non possono passare. Grazie. Perché i vigili del fuoco non ti piace? Quindi non ti ha scritto niente nel testamento? No, non mi ha scritto niente. Solo che ogni tanto mi compare un sogno e mi dona il numero di un carolotto. Un numero solo, e che numero ti ha dato? Un 100. Il 100? Ma il 100 non c'è nell'otto, gliel'hai detto? Certo che ci ho disse, ma non una volta, chiude una volta. E lui che ti ha risposto? Senti, sediamoci e me lo racconti meglio, perché io non mi fido di te. Tu non ti fidi, allora, io mi compare un sogno, ma magari mi fa spagnare e mi dice, no, mano, quando fa? E io ci rispondo, 5. Giusto. Poi io da capo mi dice, e domani, quando fanno? E io ci rispondo, 10. Poi io mi dice, allora 10 mano, quando fanno? E io ci rispondo, 100. Piglia scompagno. Ma certo che per fare i conti devono chiamare te. Rispondimi quando fa una mano. Una mano fa 5. E quindi 10 mani quando fanno? 10 mani, aspetta, una mano 5. 10 mani. Vergine Santissima, che 100 fanno 50. E non 100. Per dire la verità, o 50. Ora che ci stai pensando, hanno asciutto un sacco di volte. E tu testatura? Hai aiutato un gaucho a fortuna. E vabbè, pace all'anima sua, che Dio la ben gloria, Mamma, Peppa, ho trovato la soluzione. La soluzione a che cosa? Per sapere dove nostro padre ha nascosto i soldi. E allora sentiamola questa soluzione. Vediamo. Vediamo. Allora. Aprite bene le orecchie. Aperte sono. Una seduta spiritica. Ma chi è sta cosa? Una seduta spiritosa? Spiritica, mamma, spiritica! Adesso ve lo spiego. Ci si mette attorno ad un tavolino, ci teniamo per mano e chiamiamo nostro padre. Io allora, bene, se senta qua, io conosco, se mucca bello bicchiere di vino e poi gli dice guardate che i soldi sono sotto l'angolo dei puma. E se fossero davvero lì sotto? Ma io dico che tu sei cretina, ci ho zappato un sacco di volte e non sono là. Allora io non stai capendo che dobbiamo fare, parlami di chiaro, che sa fare? Allora, praticamente si chiama una medium. Ma chi è sta cosa? Che se una cosa che si mangia, chi è? Ma è possibile che non sai niente? La medium è una persona che riesce a parlare con i morti. Buono va, e io ti rispondono. E certo che rispondo.
secondo no. Allora, io ancora non capisco niente peggio di prima. Allora, io non l'ho mai saputo, mai, che molte rispondono. Però stavo pensando che ne abbiamo provate tante, che potremmo provare anche questa. Ma come si fa a trovare questa medium? Tranquilla, quella ci ho già pensato io. Ci ho pensato lei, ma quant'è che potrebbe essere libera? Sorpresa! Sorpresa! Questa sera, anzi tra un po' arriverà da noi. Sentite donne, ma cosa necessita per fare insomma questa cerimonia? Quasi niente, il nostro tavolino è rotondo e nient'altro. Allora non so, te ne accendete le scire, allora si può fare, si può Al fare. massimo dovremmo dare qualcosina di mangiare alla medium, ma nulla di più. Vabbè. Mamma, tu che dici, sei d'accordo? Oh, purca se trovo queste benedette soldi, sogno risposta a tutto. Allora dobbiamo solo aspettare. Ormai è sera, fuori è buio, dovrebbe essere l'ora giusta. Allora aspettiamo, vediamo questa medium se arriva. Avanti! Buonasera. Sono la medium che avete chiamato per la seduta spiritica di questa sera. Buonasera signora medium, grazie per essere venuta nella nostra casa. Piacere mio. Mi presento, sono la medium Santa Buonamore. Mio padre, pensate, si chiamava Loculo Buonamore e mia madre Mortisia Crepacuore. Ma una bella famiglia allegra, e tu come ci trovare? E come? Mi hanno detto che lei è la più brava di tutti a chiamare i morti qua giù sulla terra. Benissimo, mi sono diplomata mago all'Ateneo di Babilonia, all'Università di Santo Spirito, Come sento? all'Istituto Internazionale di San Sepolcro. E nelle mie sedute ho parlato con Napoleone Bonaparte dopo la battaglia di Waterloo. Io di water conosco solo cesso. Ho richiamato il fantasma di Giuseppe Garibaldi dopo la sua partenza in 1100. Ah, buono, ma Garibaldi, Camille Cesare, come state tempo, fosse, se c'era Topolino, ma no, a 1100. E dopo che è andato a Marsala. Allora una tira vedeva sulla grappa. E non mi faceva niente, non mi interessa, ma così. Ho richiamato pure l'anima di Giuliano l'Apostata. E? Non lo dire! Come? Allora, signora, a sapere, che caro me o ma Piero, ultimamente si ci aveva ingrassato la prostata. Tanto è vero che si suseva 7-8 volte a notte per fare acqua. Ma sono cose desideri. Mi dispiace per suo marito. Se siete d'accordo, possiamo iniziare la seduta. Meglio. Tutto pronto? Tutto pronto, signora medico. Spostiamo Paola. E lei è una povera disgraziata. Solo il tavolino rotondo, vero? Ha detto su un tavolo. Non è che ci vuole altro. Giusto. No. Allora, prendete una candela e accendetela. Chi ci deve chiedere la cannella? Oh, prendi sta candela. E spegnete. Aspetta, quando accendete la candela, se no. Si accende questa candela. Si è accesa quasi. Spegnete la luce. Adesso ci possiamo capire. Accomodiamoci. La luce. Qua la cosa. Però prima 100 euro. Che ci volete? 100 euro da morire non ci faccio male. Ida che ti sono non faccio male sta soldi. 100 euro. No, mettiamoli qua sotto perché. 100 Ora non euro. ci pensate, questi li aggiusto io. Sì, va. 100 euro. Ora datevi la mano.
e tenetela stretta. Tenevola stretta. Vi raccomando, massimo silenzio. E se me ne stanno dire che fai? Lo tieni, va. No, vabbè. Signora, per piacere, silenzio. Ora, che dobbiamo fare? Vediamo se possiamo iniziare. Iniziamo. L'occhio come la mattina, era aperto o chiuso? Per ora aperto. Ah, buono. Poi ve lo dirò io. Tagliamo i soldi qua. Poi ve lo dirò io. Mi sto spaventando, mamma. Silenzio! Perché? Così rompete la catena. Ora concentrate. Dovete fare un silenzio di tomba. Oh, qui già mi stai cominciando a scaldare. Qui sta parte di tombe, ma tu già mi stai spagnando. Mamma, te l'ho detto anch'io. Concentratevi. Non si può parlare. Adesso chiudete gli occhi. Sta facendo? La media. Siete voi concentrati? Sì, signore. Sogno concentrata come una conserva nella buatta. Ora basta. E allora, come appelliamo il defunto? Buono, va. Io non sapevo che le volte sanno magari appellare. Ma che stai grossa? Signora, il nome del defunto. Piero, Oh. quando era qua giù lo chiamavano Piero Mezzatesta. E che cosa volete dal Piero Mezzatesta? Ah, a sapere, signora mediana? Medium! Signora medium. Ma scusate, ma io non è che non posso capire queste cose. Signora medium, ma Piero, quando morivo, prima di morire, aveva vinciuto un sacco di soldi a Totocalcio. Poi, all'improvviso, è morito. È morto, mamma! Lo stesso. Lo stesso. Signora. E non sappiamo dove ha nasconduto questi soldi. Nascosto i soldi. Va bene. Ecco, visto? Ho compreso tutto. Ma non Ora concentrate. da Piero, se ci sei, batti un colpo. Piero, ti ripeto, se ci sei, batti un colpo. Allora, a sapere, signora mediana, ma marito quando era in vita era anziché sordo da ricchi. O chiamasse più forte, che io non ci sei, più forte. Silenzio! Per piacere. Piero, se ci sei, batti un colpo. Oh, io mi stai facendo i colpi, no, io mi stai facendo i colpi. Non rovini tutto. Proprio ora. Sento che siamo già in contatto. Noi stiamo morendo. Piero, se ci sei, batti due colpi. Buonissimo, stai morendo. Signora, per piacere. Ora siamo sicuramente in contatto. Concentratevi. Piero, avverto la tua presenza. Se sei qui, se sei presente, puoi parlare. Puoi parlare, Piero. Guardate, i cristiani, prima che muoiono, non ce la tagliano la lingua. Tina! Altra volta mi stai facendo incontro. Stavolta davvero. Mi stai sbagliando. Dici, Piero. Ah, Dove hai nascosto i soldi
al Totocalcio. Oh, Totocalcio. Totocalcio. Non ha vinto mai Totocalcio. L'unica volta che vinci qualcosa fa la festa la Madonna la razza. E insettate chi? La foto di Pace Gaetano. Signora me, brucchione era e brucchione non è stato. Non ci credessi, i soldi, i vincino, davvero. E allora gli parli direttamente lei, signora? Ma che c'hai a dire? Quello che le viene dal cuore. Ah, dite come me ne devo ora. Tieni, Pieruzzo. Non c'è. Ma siete vero o ma Piero? Piero era in terra, Piero sul da sopra. E allora, senta, tua Teresa, che quando eri in vita ti voleva tanto bene. Io, di Teresa, non l'hai mai conosciuto. Vero, ma che stai dicendo? Non ti ricordi di Teresa, di Tina, di Beppa? Oh. Io di tutta sta gente non conosco a nulla. Signora mia, ci ho disse prima, un bruglione era, e un bruglione restava. Sì, creature dell'aldilà. Tu sei Piero. Certo, sono Piero, se no non sarei disceso qui sotto. Ma tu sei veramente il Piero mezza testa? Ma guarda, sbaglio. Io sono Piero, ma da terra mi chiamavano Mazzatosta. Ma che schifo fatto? Ma allora tu non sei il Piero mezza testa? Io sono Piero Mazzatosta. Ma allora perché sei venuto tu? Perché hanno chiamato un Piero. Tra tanti non c'è l'anagrafe lì sopra, tra tanti hanno scelto me. Ma tu dove abitavi quando eri in vita? Vediamo su questo insetto. Uno paese. La misericordia. Oh, 26. Piero, scusaci se per errore abbiamo invocato la tua entità. Un errore di 100 euro. 100 euro. La prossima volta Paghiamo. invocheremo il nome di Piero Mezzatesta. Ma non è vero. Tu, Piero Mazzatosta, sei libero. Allora. Mi dispiace. Da quando a noi. Sarà per la prossima volta. Quotidiano. Domani Quotidiano. domani. Accendete pure la luce Ci manca. e spegnete la candela. Mi dispiace, purtroppo è andata così. Speriamo che andrà bene sicuramente domani sera e che la notte buia e profonda sia con voi. E con il tuo spiso se ne va. Arrivederci, anzi ma ci sta bene anche con me. Arrivederci. Certo, 100 euro a parte, non avrei mai pensato che queste trovate potessero funzionare veramente. Sì. Cioè, io non lo so. Guarda tu però che sfortuna, non aver trovato nostro padre la prima sera. Vero? Ah certo, ma non è possibile. Ma chissà quanto ce n'è Piero del Giappone. Meno male dico, che non si è presentato, siamo dietro in persona. Come a fare? Però male. Io con tutta questa storia, medium, mi sono stancata. Mi sta andando a coricare. Bravo, che domani devo andare al lavoro, perché io lavoro. Buonanotte. Buonanotte Gioia. Gioia, lei ha sbagliato già. Certo, ci vogliono quest'anno. 100 euro, io te lo ricordo, ascolta lei. Calma! Ferma! Che paura! Che paura! Che cos'è che stiamo? Ma guarda che c'è! E questo qui? Fantastico! Piero! Quello di prima! Che ha?
Significa. Quando morirà qualcuno in questa casa, io me ne andrò. Ripeta che deciste. Di che parlo, Aaron? Quando qualcuno ne pungerà qui, in questa casa, io lo seguo. Ah, buono siamo mesi, buono da me. Ma proprio Caingia. Caingia mi chiamaste? Per esempio, ma dico per esempio, potessi essere qualcuno del paese. Per esempio, Maria Befana, aveva 93 anni, si rinde in cactus cerebrale, la famiglia sta aspettando mi sarà. E te la ricevo. Ah, sorte, i soldi vuoi? Ma poi sarà così. Niente da fare. Oh Gesù mio, ma guarda che ne va a capitare così. Ma non poteva essere un vampiro mezza testa e non che sbucca. Guarda che Piero Mezzatesta. L'avevano chiamato. E allora, perché non posso scendere? Ah, via, che fare, antica, pullare. Avevano a discutere come risparmiare qualcosa per le spese dopo la vita. Disgraziato, ma non pagare nessuno! Ma sempre! Ma allora se trovo paradiso, Sì, magari io. Ficimo 6 anni e 10 mesi o cattolico e poi mi chiamano sopra. allora tu, un machiero, o conosci? Sì, tu sei mamma buona. E niente disse dei soldi, per esempio, che vinciu o Totocalcio? Me ne parla tutti i giorni. Chi si lo fa? Ve lo dirò solo quando io me ne sarò andato al seguito di uno morto. E se noi ti facessimo dire questa, o magari porteremo dei fiori freschi tutti i giorni sulla tua tomba. Io di messe in paradiso non ne ho bisogno. E per i fiori ci pensa a moglie. Mi metti chicche di plastica. Però qui dobbiamo trovare una soluzione, non è che lo possiamo avere sempre in casa. Io non lo mettevo. E che ne so io? Allora, ho dato su altro, questo uomo a posto. Che facessimo? Non lo mettessimo, ho dato sto consiglio. Così, ma... qualcuno mi dà dire. Buonasera, io sono Giuseppe Di Guardia e ogni tanto la sera quando non posso dormire scrivo qualche piccola poesia, a volte in italiano, a volte in siciliano, e tempo addietro ho pensato di scrivere una poesia dedicata al televisore. Voi vi ricordate quando c'era la conga ancora, il televisore c'era solo il primo e il secondo? Ora invece abbiamo un sacco di canali, il digitale terrestre, la sera il tempo che digeriamo tutti, ci addormentiamo, andiamo a letto e non ci vediamo niente. Questa poesia si intitola Un televisore ed è una farsa sul televisore. Ascoltatela e fatene buon uso. Un televisore, bianco e nero, o a colori, con l'antenna lo telecomando, sta scatola quadrata dalla casa pigliamo il comando. La mattina, appena sono su e ancora non sono nacato, lo chiamo per vedermi lo comunicato e se prima ero fastronato per i miei pensieri, ora saccio tutte le disgrazie delle forestiere. Disse la TV stamattina, lo scippo, la guerra e magari la rapina. Oh, sto tardi facendo parlando della pace, la mattina voglio stare in pace. E poi mentre siamo assettate davanti alle spaghetti con la molinciana,
mezza Peppina si vira la telenovela brasiliana. La poverina già arrivava alla bellissima puntata e più non si ricorda ma come era cominciata. E guai a cui ci cancia lo canale preferito, e taschigli e si muzzica l'uito. A poi mentre a tavola siamo assettati, trasmettono Verma, 100 peri e morti ammazzati. Cancio canale per non vedere queste cose schifose e trovo la pubblicità di pietanze deliziose, piattone del riso e macaroni fumanti e nuaci con gli occhi chini e la panza vacante. A poi ogni sera all'8 mezza bullati cominciano le vere bugiate, come vogliono film, come vogliono canzoni, con cancia canali e comincia buttoni. Oh, basta, finiamola con questa confusione e studiamo questa benedetta televisione. Ora finiamola di fare voci e nella conca chiamiamo le luci. E come faceva una volta un anno, passiamo la serata chiacchiariando, cucendo, arrivi, gli ovaduri, senza ci guardare sto televisori. Stavo pensando, sentiamo. noi siamo tre, giusto? Sì. La prima a morire tra noi tre dovresti essere tu, dato che sei la più grande. Ma questo cosa si dice un automatico? Non lo so, ma se lui ha detto che deve morire qualcuno, Ma che vuol dire? Avanti! Entrare in posto, sono che vedendo, è un maledetto arrivato. Buona serata a te, baciate le mani. Buonasera. Scusate, stavo parlando di affari di famiglia. Ma si accomodasse! Gliela prendo io! Si accomodasse! Don René, si accomodasse! Sì! Mi sento io. Ma posso offrire una tazza di caffè? Grazie, assaggi, mostico. No, vi ringrazio Teresa, vado di fretta. E allora, mi piace il cioccolatino, Don René, mi piace il cioccolatino. Di fretta. Mala tempora qui, sempre di corsa va. La vita, un È turbine. vero, su pigliassi il cioccolatino, Don René. Deo gracias. Però non lo mangio ora, perché ho problemi di stomaco. Dopo. Ma se ne porto qualcuno ai bambini della parrocchia? Qualcuno, certo, qualcuno su pigliassi. Ma che cosa ci ha portato, padre? Non qualcuno su Cioccolatini. Grazie, Deo grazie. Che ti pareva? Ma che ti pareva? Cos'è che ti dico? Ma che dici? Tu da bella correre e dove c'entra? Che mi sta parendo un bicchiere fruttolino. Ma dai! E c'è, Pace. Figlio Spirito Santo! No, chiamatemi pace, altrimenti mi sembra di confondere nobili, più proprietari e puntini. Va bene! Ma perché sta fretta, sta premura? Che è successo? Ora mi venne notizia che la vecchia Esterina, Ma qui a Matarazzo? sì, ha bisogno dell'estremunzione. Pure, ma qui era! Chi che stava nella casa mezza sdornupata? Ipsa! Padre René, no oggi siamo cristiani, di mica parole, ma di cuore grande. Grandissimo! Insomma, Padre René, fare un'opera di carità, potremmo ospitarla qui a casa nostra. E se per caso esalasse l'ultimo respiro? Ora, che chiamamo salassatore? No, dovesse ispirare giusto nella casa. Sveglio non da poco mi passò per la testa i cani, gli orari, le prediche dolenti, le vicine condolenti.
potrebbe risultare una vera e propria rottura. Fortuna? Una vera fortuna? Cristo bello! Morse sua, vita tua. No. Però, che si potesse preparare all'eventuale dipartita con tutti i conforti religiosi e familiari, in una casa serena, in un ambiente di famiglia sereno. Oh, Allora? santa moglie, ma gesto così santifico faresti? Sì, certo. No, non credo proprio che il medico permetterebbe il trasferimento, viste le condizioni della salma, della moribonda. Peccato, un vero peccato mortale. Ma ditemi dunque, per quale recondita ragione mi chiamaste a casa vostra? Ma che ci sono altri moribondi? No, ci stiamo tutte buone. Più che moribondi, padre. Qui sì che abbiamo una salma. Ma quale salma? In questa casa siete in tre e mi pare che state bene tutte e tre. Sì. No, ce ne insieme. Caruso, tu parrino, capivo tutto cose, è una persona studiata. Ma allora sto morto qui è. Il morto Vabbè. sarebbe il Piero. Un momento. A me risulta che vostro padre 4 anni fa scomparve. Davvero? Requiem eterno. Dai. E che rifiutò cristiane onoranze per farsi cremare. Ma tutto vero questo è. Solo che il morto è un altro di Piero, non mio padre, è un altro. Ancora meno capì. Non capì. Padre, però, ci dico una cosa, però, Cosa gli devi dire? però, non si pigliasse. No, quello no. Mamma si secca, non glielo puoi dire. Su lui più ne può dare un verso. Allora, Padre, No. abbiamo fatto Glielo dire. una seduta spiritosa. Ora come glielo dico? Come glielo spieghiamo? Ma quale barzelletta e barzelletta? Abbiamo fatto una seduta spiritica! Ecco qui. Spiritica in questa casa. Che schifo. Che schifo! Che scandalo. c'è Che schifo. Scandalo! Che schifo. Miserere domine. Signore, perdonali, perché essi non sanno quello che fanno. No, sapevo che poi chiamavo una Piero per vedere se era arrivato o no o paradiso. E che è successo allora? È successo che al suo posto è arrivato un altro Piero! E che fine fece sta oggi Piero? Che ci sta guardando la televisione, basta! Mamma mia! Insomma, signor Prevosto, noi qui l'abbiamo chiamata per fargli dare una benedizione speciale a suo Piero e farlo tornare da dove è venuto! Così. Ma Cose dell'altro mondo. Proprio cose dell'altro mondo. Quindi un esorcismo mi tocca operare. ma vedete lei se glielo porto. Ma in giro mi pigliasti? No, manca poco per Ma lei. uomo monte su e ci voglio stare. Mi chiamassero sto Piero e si allontanassero di qua. Ci penso io. Quando ci pensa lei? Ma guarda che cosa mi tocca sentire, i parrocchiani miei, i figli miei, che fanno la seduta spiritica per invocare i morti. E magari forse con musica d'oltretomba, che saccio.
voci d'oltretomba sentirono: eccomi. Probamos e vedemos. Miserere. Ma che vi dicevo? Non può essere. Miserere. Ma hanno detto qualcuno mi muore. Ma se saresti tu forse il Piero. In carne e ossa, anzi, in puro spirito. Che vuoi? Io non ho niente, io per caso mi trovai a passare e mi a domandarono di rimandare da dove venisti. Magari ci riniscissi, io capissi Dio, senza fare niente tutto il giorno. Spiritus qui venisti ad mundum nostrum per orationem omnium pace fidei. E chi gli sta dicendo? Non capisce niente. Non niente capiste. Sacre formule latine sono, gli infallibili sempre si rivelarono. Piccia con elementare. Ma che... Ma allora che cosa facciamo? Se non sei tu che sei tuo misteri, che vuoi che ti dico io? Ma senti, ma se per caso ti imbattisse una bella benedizione, magari che da urbe e torbi, Veramente orbo c'è lei. ti pigliaste da paura, ti pigliaste. Teresa, Peppa, Tina. È andato? Sì! Eravamo già stanza su ma niente posso farci, meschino, non conosco latino. E allora io devo andare dall'Esterina per l'estremunzione. Allora noi. Oggi semplicemente. E no, oggi, con questo caso, come fare? Semplicemente ci dato qualche lezione di latino. Quando imparerà qualche cosa, mi chiamate nuovamente. Io ci recito la sacra infallibile formula e lui se ne ritorna preciso da dove è venuto. Buona serata a tutti. Buonasera. Baciatemi le mani. Faccio vedere. Buona serata a tutti. Oh, scusate, Ha trovato la soluzione? no, mi scordai un vassoio che da Chi la sa, la caga oggi. Io passare col colazione. Senti, ma io ho un'altra idea. Se è come quella di ieri, non la nominare neppure e basta. Vai avanti, Tina, come sta idea? Bella o brutta? Allora, io stamattina mi sono rivolta ad una maga. Gli ho raccontato tutta la storia e mi ha detto che ci avrebbe pensato lei a far partire Piero. Insomma, mi ha assicurato che con 4 formule magiche metterà tutto a posto. E questo quando è che sta maga, quando è che mi sa venire? Alle 5 precise e spaccate. Veramente adesso sono le 5 precise e spaccate. E allora dovrebbe essere già qui. Mi ha detto che lei è puntuale come un orologio svizzero. Ve l'ho detto io. Vediamo. Conosce tutto e si ricorda tutto. Maga, maghina,
Conosce il passato, conosce il presente e conosce il futuro. Ecco, allora, capisci magari conosce il futuro. Siete allegra, povera gente, anche se oggi possedete un per niente. Scusate. Io vedo ricchezze, vedo milioni. In questa casa nuove riccone. Vedo miliardi scendere come manna su questa gente povera e inganna. Diventerete ricchi sfondati, ben vestiti e ingioiellati. Bello. E il vostro futuro non sarà più niente con tutti i soldi del povero Piero. Questa parla proprio come un libro stampato, precisa. Il problema lo conosco. Anzi, uscite tutte da questa stanza, in modo che io possa dare sfogo ai miei poteri esoterici e occulti. Uscite da questa stanza. Uscite e fatevi venire a me questo spirito di Piero. Di Piero, vieni spirito di Piero. E ora a me, anima inquieta. Dica io, più calma e tranquillo. Tu magari non può agitare. A questo punto ci vuole il libro delle magie. Ora ti penso io, a te, spirito di Piero. A questo punto, infatti, dobbiamo prendere il libro delle magie. Scienza occulta, come fare sparire un fantasma. Martiri, santi e Belzebù, fate che questo Piero torni lassù. Spiriti, farete ed entità, fate andare questo Piero via di qua. Santi arcangeli e Padre Eterno, mandate quest'anima all'inferno. Oh, all'inferno io non ci sono mai andato. San Bagrazio, San Gervaso e San Vittorio, mandate quest'anima in purgatorio. 3 anni e 10 mesi ho fatto, basta, sono al piano superiore. Santi martiri, fate un sorriso, prendete quest'anima in paradiso. Guarda che i mi ripigliassero, sono io che mi scudai a strada. San Gaudenzio, San Michele e San Clemente, vedetela voi che io non posso fare niente. Ma guarda! È la prima volta che fanno un malare di morte. E ora che va a fare qui? A chiesa a chiamare, a scienza, a chiamare. Ora vogliamo il Presidente della Repubblica. Ma sei ancora qui? Non è chiesa. Allora non ha funzionato nemmeno con la maga. Io ve l'ho già
detto. Da qui me ne vado quando qualcuno crepa qui dentro. Chi è ora? E che ne so? Chi è? I morti! Ma allora è un vizio, ma chi è? Botta di sale mi faceste spagnare. Ma perché? Deve? Beh, ti dico una cosa, non puoi fare come tutti. Stasera io ti domandavo chi era e tu mi dicevi sono Lucrezia Mazzatosta e no i morti. Ma tu ti volessi scaldare? Ma lo sai che io tutti i martedì Come si faccia? vai a sbugliendo offerte, guarda tu mi dona qualche cosetta Sì, abbiamo sprecato per farci dire i messi e tutti i morti del paese e magari per tuo marito. No. Mio marito è già in paradiso. Giusto? Mio marito va a paradiso. E come fai tu a saperlo? Tu tornaste? Lucre, usaccio e basta. Accomodati, Lucrezia, sediamoci. Io intanto Eh, vai il cogliendo. Siediti, Lucrezia. vai, lo puglieno. Fuma pieno. Eh. Ci faccio delle messe. Eh. Per tutto che non capisci nesta terra. Chissà quando centinaia di anni sa fare ho portato. Anche la gente che io la conosco della vita. Ridi e poco gianci, ora gianci. Poi Lo dici tu, ma... Poi dici, ma che dici? Mazzava qualcuno? No, ma ammazzare. Ammazzava. E allora? Però era briaconi e mangia male c'è dentro. Sì, da io. Dai, Lucrezia! Io giuro, ci porto. Ma che la gente? Disgraziato, quello che mi fece a vedere. Che la gente che poteva vedere? Sì, ma un giuretto ci portava. Lucrezia, fammi un piacere! Allora io, che i giudici per toccare questa scatoletta, che hai a dire? Originale. Ma Lucrezia, che dici? Ma se ne capisco una cosa, Che fu Lucrezia? Appunto. io invece, Cosa? sa che ci mise una nascia? Che cosa? Senta? E che è? Sono una madre! Un telefonino! Un telefonino da cascia! Un telefonino, una nascia. Poi, se per caso fosse stata una morte trasparente, sì, una morte trasparente, io non poteva telefonare. Trasparente, apparente Lucrezia, morte apparente. Stessa cosa. E magari ci mise Che cosa? la la ricarica di 20 euro. Sì, però ora cosa mi ascoltai io? Lucrezia, è che mi scusaste, va? Lucrezia! La cosa importante Che cosa? mi scordai? Aspettate che... E che? Dimmi! A batteria! Sto bello cappellino! Bello con questa più. Ma vero, queste Ti cose! piace? Bellissimo, Lucrezia, bellissimo! Guarda, disgraziato, morrare! Non tu disgraziato! Un cappello te ne regalavo! Sì, a questo punto qua mi ha cambiato. Contemplate! Avanti. Vieni, signor. Io dico,
si era sempre imbriaco, che pensava solo per te. Invece mio nonno mi disse, Lucrezia, ti portai il regalino. Io contenta. Sì, bello, Costante, con questo capello. Ti piace? bellissimo. Lucrezia, mi piace. Poi ho detto mai la televisione, mi ho visto telegiornale e sentivo dire che rubata vecchietta del cappello. La Lucrezia hai ragione, hai ragione. E sto tutto contasso cosa quando cosa, potessi scrivere il libro. Contadilla, qualche cosa va, contadilla. E invece fa? Se veniva a bicicletta, Un disgrazia. sì, perché si imbriacare. Ah, davvero, E a me che mi disse, che ce l'avevo rubato. Ehi! Disgraziato. Tornava a Ciangio, e Lucrezia. Tutti utili. Come mangiavo, non c'è. Che c'è di male che una si mangia? Ma niente, che ci vuoi solo a mangiare? Mangiano. Ma certo, ma sempre. L'uovo tu quando mi chiama con un cucchiaio, come aumentava la bocca, subito ma facciamo cascare. Perché? Come dicevo, l'uovo ti sta mangiando. Sì. Se ci mettiamo sotto la sciocca, mangiavamo una trada della cassata. Ma Lucrezia, ma posso dire una cosa? Stai sentendo, Lucrezia? È una volta, sempre una cosa. Ma tu, prima che tu vai da non sapeva che era a questo disgraziato. Non sapevo. E allora? Non sapevo. L'amore. Menno. Paolo. Piero, il tuo povero Piero, il disgraziato, il lazzarone, l'ubriacone, ho avuto una beffa per voi, il mangiapane a tradimento. No, mi stai sentendo male. Non è così, lasciamo fare. Addio. Ma tu sai che Luca fa? È così. Ma dopo tutto, la fai già l'anima sua. Adesso hanno finito tutti i nostri guai. Allora, Piero, tu ora mantieni la promessa. Un mostro è capo. Se va morta e va dentro. Va dentro. Adesso che ci penso, il Piero non ha mantenuto la promessa. Ma quale promessa? Che è quella di farci sapere dove nostro padre ha nascosto i soldi. Io non riesco a capire come quegli imbroglioni lì entrino in paradiso. Io non lo so proprio. Che Guarda tu, guarda qua. Ma hai visto? C'era prima. veramente io non l'ho vista. Ma che cosa sarà? Non è senza Massimo ad aprirla. Ufficio San Pietro. Provenienza povero Piero. Via dei Santi. Via dei Santi. Caruse. Quasi a... Arabo. Capite che aspettiamo questo momento? Che stai aspettando? Arabo. Dai, siediti! Caruse, mi stai sentendo male? Siediti! Ma
Caruso, Sì. aspettate che vi dico una cosa. Prima me la senti. Ma a queste sorte? Che facevi tu, Pietro? Che fai a queste sorte? Allora, io innanzitutto mi licenzio dal lavoro. Giusto. Faccio la signora e me ne vado in un istituto di bellezza e mi faccio gonfiare le labbra con il sugo. Io mi faccio una villa grandissima con la piscina, se vuoi ci vieni pure tu. E poi mi compro tantissimi gioielli, così faccio schiattare di invidia tutte le mie amiche. E tu che fai? Ma io di tutte queste cose io accontento da poco. Una bella vasca che produce. Come si chiama? Chi dà un massaggio? Chi dà fa passare tutti i dolori romantici. E poi una bella cameriera che mi serve da mattina fino alla sera. Sì, ma adesso ti sbrighi, Così sono calmato un cuore. Aprila, dai. I soldi ci sono. Ma io penso che con una gioia 10 minuti. Ricchi. E chi è? Così. Qua siamo, mamma. Allora. Vediamo cosa c'è. Gentile famiglia del Piero Mezzatesta. Grazie per l'ospitalità. Approfitto della partenza della mia Lucrezia per secotarla con sommo piacere. Così, se apre ancora la bocca, ce la chiudo io per sempre. Ma ce la vedo. E poi, parimenti, vi liberate anche della buonanima di Piero Mazzatosta. Finalmente. Volete sapere dove il vostro Piero ha nasconduto i soldi? Certo. Certo, ve lo dico, quando è stato che è morto, al momento di chiudere la cassa, il notaio, nella confusione che nessuno ci badava, ha messo dentro tutti i soldi che aveva vinto, perché erano suoi, che li aveva vinti lui, e aveva deciso di portarseli con sé per sempre nell'aldilà al momento della morte. Io il mio dovere l'ho fatto. Ciao. Ci vedremo lassù se ci arrivate. Vostro affezionatissimo Piero Mazzatosta. Perché ci sono disperando io? Brutto morbo e Lazzaro! E pensare che io ci faceva l'offerta a Lucrezia per fare il civilino i miss! Sì, ma adesso che facciamo? È semplice, andiamo al cimitero e andiamo ad aprire la casa. Bene, allora tu sei credina! Non ci vedete? Ma quando mai? Ma solo chi non vuole essere bruciato! Con tutta la cascia e i soldi, si è bruciato! Che disastro! Me l'hanno scordato, mi sto sentendo che disgrazia! Che disgrazia! Che disgraziato volete dire! Male mi sto sentendo! Ma adesso che dobbiamo fare, ma? Lo dico io questo fatto! Defunto Piero Mezzatesta! Ora lo dico io questo fatto! Ma è un momento questo di andare in bagno? Una famiglia di pazzi siamo, una famiglia di pazzi, te lo dico. Ma chi è fatto? Poi dai! Ma è cesso! Ma che è la vostra? E adesso che facciamo? Che si fa? E voi dico io che si fa? Sapete che facciamo? Ne rimbocchiamo le maniche e tiriamo avanti
Chi ti ha dato? Chi ti ha chiesto? Allora, Ciao, Silicon. Addio, cameriera. Ma chi tu? Niente Giusto. miss. Avete capito, bravissima gente che avete ascoltato la storia fino a qua? Un vecchio proverbio dice: chi aspetta scarpe da morto cammina scalzo per tutta la vita. Ma io di tutte queste cose io accontento di poco. Una bella vasca che cosa? Come si chiama? Chi da un massaggio? Chi da fa passare tutti i dolori romantici. E poi una bella cameriera che mi serve da mattina fino alla sera. Sì, ma adesso ti sbrighi, Ma così sono calmato un cuore. Aprila, dai. I soldi ci sono. Ma io penso che con una giornata 10 minuti. Ricchi. E chi è? Caro mio. Qua siamo, mamma. Allora. Vediamo cosa c'è. Gentile famiglia del Piero Mezzatesta. Grazie per l'ospitalità. Approfitto della partenza della mia Lucrezia per secotarla con sommo piacere. Così, se apre ancora la bocca, ce la chiudo io per sempre. Ma ce la vedo. E poi, parimenti, vi liberate anche della buonanima di Piero Mazzatosta. Finalmente. Caio Case, volete sapere dove il vostro Piero ha nasconduto i soldi? Certo. Certo, ve lo dico, Case. Vai. Quando è stato che è morto, al momento di chiudere la cassa, il notaio, nella confusione che nessuno ci badava, ha messo dentro tutti i soldi che aveva vinto, perché erano suoi, che li aveva vinti lui, e aveva deciso di portarseli con sé per sempre nell'aldilà al momento della morte. Io il mio dovere l'ho fatto. Ciao. Ci vedremo lassù se ci arrivate. Vostro affezionatissimo Piero Mazzatosta. Perché ci sono disperando io? Brutto corpo e Lazzaruto! E pensare che io ci faceva l'offerta a Lucrezia per fare cenere i miss! Sì, ma adesso che facciamo? Semplice, andiamo al cimitero e andiamo ad aprire la casa. Non ci vedete? Ma quando mai? Ma solo chi dovessi essere bruciato! Con tutta la cascia e i soldi, si è bruciato! Che disastro! Me l'ero scordato, mi sto sentendo che disgrazia! Che disgrazia! Che disgraziato volete dire! Male mi sto sentendo. Ma adesso che dobbiamo fare, ma? Lo dico io questo fatto. Lo dico io questo fatto. Defunto Piero Mezzatesta. Ora lo dico io questo fatto. Ma ecco avendo questo di andare in bagno! Una famiglia di pazzi siamo, una famiglia di pazzi, te lo dico. Ma che hai fatto? Poi te. Ma è cesso! Ma che cosa vostra? E adesso che facciamo? Che si fa?
E voi dopo io cosa fate? Sapete che facciamo? Rimbochiamo le maniche e tiriamo avanti. Addio, Vasca, che te dà? Che cosa? Allora, Ciao, addio. Silicon. Addio, che non lo addio cameriera. Ma chi tu? Niente Giusto. miss. Avete capito? Bravissima gente che avete ascoltato la storia fino a qua. Un vecchio proverbio dice: chi aspetta e scarpe da morto cammina scalzo per tutta la vita. Lucrezia, Maria Bulla, Anna Martina, Tina Boemi, Padre Bebè, Maria Carmela Bulla, Negro, Graziella Cortesi, Carmelo Saccone, le figlie di Teresa, Peppa e Tina. Teresa, Grazia Canti. E naturalmente ringraziamo la regista che senza di lei vi assicuro che non avremmo saputo dire nemmeno mezza parola. Comunque Certo, grazie a qualche Petronio cosa l'abbiamo Petronio. dimenticato, però va bene così. Grazie, l'applauso va bene. Grazie a Petronio, perché non solo, non ce n'è abbastanza. Ma io sono bella abbondante, ogni cosa. Tutto ciò è stato possibile realizzarlo grazie al nostro mentore e punto di riferimento, padre Gaetano Bianco. Un applauso più sentito e che un po' sbiadito. Bene. Grazie a tutti voi per l'impegno che avete messo, perché provare e riprovare ci vuole tempo e pazienza. Grazie a voi che siete intervenuti, grazie a quelli che stanno preparando le fave e le altre cose da mangiare. Vorrei che facessimo un po' di ordine, nel senso che se all'inizio restiamo fermi oppure mettiamo le sedie un po' di qua e un po' di là, non so come conviene, un po' a destra, un po' a sinistra. Facciamo le sedie un po' a destra, qualche fila davanti e facciamo il corridoio al centro per passare meglio. Sì, va bene, grazie. Qua c'è Piero Riolo che ci ha procurato i microfoni. Ancora una volta un augurio a Giuseppe, un augurio forte a Giuseppe. Una cosa pratica per quanto riguarda, prima che tenete fermi le ciotole che avete e poi quando passerà qualcuno con un sacco si mettono là dentro ordinati in modo tale che noi facciamo la raccolta, perché noi la sappiamo fare, ci sono quelli che non la vogliono fare, dicono che non la sanno fare, la raccolta. Va bene, grazie. Oh, più avanti. Grazie Anna, la foto.